pianto sulla regionale del Santo, a Loreggia, Dolore, a San Zenone e Pieve del Grappa, dove vivevano le due vittime del terribile incidente. I sindaci tornano a chiedere il raddoppio della strada regionale. A Villorba i commercianti fanno squadra con il comune per una nuova campagna di sicurezza stradale, pezzi di auto, moto e bici incidentate esposti in mezzo alla merce o nei locali. Tentata rapina nella notte in una sala slot di Verona, il padre del titolare oppone residenza al bandito e viene colpito con una lama al volto e caccia all'uomo. Palazzo evacuato a Vicenza per l'incendio di un bar tabaccheria. A Caerano fiamme allo stabilimento di Adora, evacuati 30 dipendenti, 5 in pronto soccorso per intossicazione. Ennesima aggressione ai danni di un autista della Momu, un 23enne ha spruzzato dello spray urticante all'interno di un bus pieno di gente ed è stato arrestato. Il prossimo 2 aprile si saprà se saranno applicati i dazi americani sull'agroalimentare italiano e quindi anche sul prosecco, ma i produttori non stanno a guardare. Oggi i 3 consorzi riuniti a Treviso. A Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso, la prima intitolazione in Italia di una scuola al ricercatore vicentino Sammy Basso. La cerimonia il 31 marzo alla presenza del ministro Valditara. Domani sera alle 20:30 su Antenna 3 il processo a Veccia de Ponte Dante a Treviso. La tradizione di metà quaresima si rinnova. L'arrivo della nave scuola Amerigo Vespucci a Venezia. Antenna 3 seguirà in diretta gli eventi di venerdì mattina con un'edizione straordinaria del TG a partire dalle 9. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. La cronaca in apertura con il terribile incidente che si è verificato ieri sera lungo la regionale del Santo a Loreggia. 2 le vittime, altre 2 persone rimaste ferite, tanto dolore a San Zenone e Pieve del Grappa, dove vivevano le 2 vittime dell'incidente. Sono morti mentre stavano rincasando dopo una giornata di lavoro a bordo di un furgone dell'impresa edile Luison di Castello di Godego, di cui erano dipendenti, una strada che avevano percorso decine di volte. Martedì sera è stata l'ultima per Bayram Bayramovski, 52enne residente a San Zenone degli Ezzelini, e Fuat Etemovski, 64 anni, che viveva a Pieve del Grappa. Lungo la maledetta 308, la nuova strada del Santo tra Resana e Loreggia, i 2 di origine macedone si sono scontrati frontalmente contro un camion condotto da un 58enne di Limena. Con loro in furgone un terzo uomo, 58 anni, bosniaco, che abita nel Veneziano. Per i 2 non c'è stato nulla da fare, mentre sono rimasti feriti il collega e il camionista. Fortunatamente non sono in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione il conducente del van avrebbe perso il controllo del mezzo, forse a causa di un malore, sbandando più volte prima di invadere l'opposta corsia di marcia e collidere violentemente contro il mezzo pesante. Oggi a San Zenone e a Crespano di Pieve del Grappa è calato il dolore. Bayramovski era molto conosciuto da tutti in paese. Il figlio, fuori dai microfoni e telecamere, parla di un papà buono e gran lavoratore. Gli amici del bar lo ricordano con grande affetto. Mi dispiace che un uomo bravissimo, guarda, veramente, sai, siamo stati a Natale, siamo fatti scherzare, ridere con amici. Era conosciuto come un bravo cuoco in Macedonia, poi per i matrimoni, per fare i dolci, tutto, e veramente abbiamo perso una persona molto importante, veramente non ce l'aspettavamo, siamo stati tutti scioccati. Da qualche anno era dipendente del Luison, amava il divertimento, il caffè e 4 chiacchiere con gli amici tutti i fine settimana. Una persona squisita perché anche era grande, sembrava un maciste, però è una persona tranquilla, buona, proprio di animo. È una perdita molto grande per il gruppo dei macedoni che ci sono a San Zenone. Si stringono in un triste silenzio invece gli amici e i parenti di Fuat Etemovski, che si sono riuniti nella casa che il 64enne condivideva con la moglie a Crespano. Sono distrutti. Etemovski lavorava solo da qualche mese per la Luison di Castello di Godego. Un destino fatale. Non appena le indagini del terribile incidente stradale saranno concluse e l'autorità giudiziaria rilascerà il nulla osta, i corpi di Bayramovski e di Etemovski saranno portati a casa nella loro Macedonia per la sepoltura. E la tragedia di Loreggia riporta in primo piano la questione della sicurezza lungo la regionale del Santo. I sindaci del campo San Pierese tornano a chiedere il raddoppio.
Ancora 2 morti ancora sulla strada 308 del Santo. Bayram Bairovsky, 52 anni, e Fuat Etemovsky, 65 anni, erano arrivati dalla Macedonia. I loro nomi si aggiungono a quelli delle croci piantate lungo questa arteria dove ogni giorno viaggiano 100.000 veicoli. Tra i primi sul posto anche Emanuela Marangon, sindaco di Loreggia, con Antonio Paolocci, comandante della Polizia Locale della Federazione, che hanno avvisato l'attuale presidente Walter Gallo. È una tragedia immane perché dopo, quando perdono la vita le persone, naturalmente è una tragedia grande. Purtroppo è successo e adesso naturalmente stiamo aspettando anche gli esiti delle indagini da parte della polizia locale, poi capiremo insomma cosa è successo effettivamente. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Padova sono condotte in queste ore dagli agenti della Federazione. Un'arteria, la regionale 308 del Santo, vecchia per la sua conformazione già al momento del taglio del nastro. Purtroppo questa è la realtà dei fatti e noi da anni sollecitiamo un intervento importante. Sono stati fatti sicuramente dei lavori, perché bisogna dire anche la verità, lavori di asfaltatura, però non sono sufficienti. Quest'opera è nata vecchia tanti anni fa e necessita sicuramente di un intervento importante. Noi sindaci dell'asse, Loreggia, Campodarsego, lo sollecitiamo, ma anche gli altri colleghi della federazione. Abbiamo avuto varie volte modo di parlarne sia con la regione che naturalmente con la provincia, però ad oggi insomma quello che abbiamo è davanti agli occhi. Nel frattempo il bisticcio in corso e la sentenza della Corte di Cassazione del 14 marzo scorso hanno convinto i sindaci a fermare l'attività sanzionatoria in via provvisoria dei 4 Velox lungo la 308. Venerdì tra i primi cittadini un nuovo confronto. La questione va risolta e ci auguriamo naturalmente che chi ha la forza per poter fare le cose le faccia in una volta per tutte, insomma, perché ritengo che sono strumenti che servono per limitare la velocità, perché in alcuni momenti veramente la gente corre troppo forte. E proprio sulla questione degli autovelox il ministro dei trasporti Matteo Salvini oggi alla Camera ha spiegato le ragioni dello stop al decreto che era stato inviato a Bruxelles. Serve un censimento dei misuratori di velocità. Sentiamo le sue parole. Il 14 marzo la Corte di Cassazione ha adottato una nuova pronuncia che accerta un quadro preoccupante, cioè la presenza di dispositivi privi non solo dei requisiti di omologazione ad oggi ancora mancanti, ma anche dei requisiti minimi di approvazione richiesti a normativa vigente. Di fronte a questa situazione di totale incertezza, cosa ho fatto? Ho ritenuto necessario sospendere l'adozione del decreto, ritirare la notifica alla Commissione europea per accertamenti tecnici finalizzati a un preventivo censimento dei dispositivi in uso. Non si sa quanti e quali autovelox ci siano sulle strade italiane. Con la collaborazione del Ministero dell'Interno e dell'ANCI intendo quindi eseguire un'operazione trasparenza, una ricognizione di tutti i dispositivi di controllo delle velocità attualmente in uso. Tale ricognizione ci consentirà finalmente di approfondire le verifiche amministrative sulla presenza di eventuali dispositivi totalmente non conformi alle regole di approvazione. Solo alla luce di tali dati, inoltre, potremo capire l'impatto effettivo delle nuove regole di omologazione sulle esigenze di utilizzo di tali dispositivi per finalità di sicurezza stradale. Insomma, una grande operazione di trasparenza che in Italia si attendeva da tempo. Autovelox per salvare vite assolutamente sì, autovelox furbi o non omologati che sono un'ulteriore tassa su lavoratrici e lavoratori assolutamente no. Intanto a Villorba i commercianti fanno squadra con il comune per una nuova campagna di sicurezza stradale. È importante perché i ragazzi, soprattutto quelli giovani, sottovalutano il problema della sicurezza. E vedo, perché io qui ho varie generazioni di ragazzi che vengono, sono qui dal 90. Lo siamo poco anche noi adulti a volte, perché vabbè, si dice vabbè, tanto per fare 2 chilometri. Qui alla bottega del gelato di Catena di Villorba da oggi, entrando in negozio, ci si imbatte in questi pezzi di ferraglia. Sono rottami di auto incidentate, ciò che è rimasto di un'auto dopo un incidente. Poco più in là questo pezzo è esposto da Miscatena, un locale, lo si vede subito entrando sulla destra. È importante stare attenti quando si guida, quindi non portare attenzione al telefonino, non mettersi in macchina ubriachi.
Questa è l'iniziativa, insomma, che secondo me è molto bella e noi ci siamo messi a disposizione. Sono 31 le attività commerciali che hanno aderito al nuovo progetto di sicurezza stradale Qui siamo da nonno Andrea. Un impegno concreto che vede diversi attori in campo: il comune di Villorba, il distretto del commercio di Villorba, Qualitas Vite e il tavolo della sicurezza stradale della provincia di Treviso. Proprio ieri sera alle 22 è successo un brutto incidente, per fortuna non grave, però brutto, nella Postume Romana, nella rotatoria qui a Villorba. Una macchina non si è accorta della rotatoria e praticamente è volata. Sensibilizzare la popolazione e la cittadinanza perché il negozio sempre di più deve diventare un presidio del territorio, un elemento di comunicazione forte che amplifica dei messaggi. Il negozio di prossimità è importante. Una vecchia Ferrari 250 GTO congelata, l'immagine scelta per la locandina, il monito a rallentare, dunque a stare attenti. Noi diciamo sempre ai ragazzi: quando salite in macchina il telefonino va messo dietro su una tasca e anche possa suonare ma non va toccato assolutamente. Ai ragazzi insegniamo anche un'altra cosa fondamentale: la visione lontana, guardare sempre avanti 100-150 metri davanti a loro, perché in questo modo hanno lo spazio-tempo per reagire e ce la fanno. L'allestimento delle vetrine è avvenuto in questi giorni e rimarrà fino a Pasqua. Sabato 5 aprile si svolgerà la sfilata di auto storiche e sarà l'occasione per promuovere ancora una volta la campagna sulla sicurezza stradale. Ancora cronaca, un uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere stato accoltellato durante una tentata rapina ad una sala slot la scorsa notte a Verona. Si tratta del padre del titolare dell'esercizio commerciale di origini cinesi che avrebbe opposto resistenza al rapinatore, tuttora ricercato. Raggiunto da un fendente al volto, è stato soccorso dai sanitari del SUEM e trasportato all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso. Si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo della tentata rapina sono intervenute le volanti della questura di Verona che hanno subito avviato le indagini. Rogo nella notte in un bar tabaccheria al piano terra di un condominio nel quartiere di Ospedaletto a Vicenza, evacuato il condominio. Le fiamme in questo bar tabaccheria della piazza principale del quartiere Ospedaletto si sono sprigionate nella notte verso le 3. A svegliare i residenti del condominio sovrastante è stato però il fumo denso e acre che ha invaso gli appartamenti, costringendo tutti a fuggire per mettersi in salvo. Madonna, guarda che fumo! Ma in casa sarà un disastro anche dentro casa. Sono l'amministratrice del condominio, stamattina siamo stati svegliati in questo bel modo e adesso vediamo come procedere per sistemare tutto. Difficile fare la conta dei danni anche perché purtroppo con la proprietà non c'è grande collaborazione, nel senso che non si fanno mai vivi e quindi abbiamo una situazione già abbastanza complessa in generale. Sicuramente un appartamento è coinvolto, è stato sigillato, sequestrato e dichiarato inagibile qualche stanza, adesso valutiamo come procedere. Questa mattina infatti erano già lavori tecnici che hanno messo in sicurezza statica il laterizio del solaio dell'appartamento più danneggiato dalle fiamme. Fortunatamente almeno non ci sono stati feriti. L'esercizio commerciale di via Girotto era chiuso da mesi e inizialmente i primi residenti che si sono accorti di quanto stava accadendo avevano pensato che il fumo che aveva iniziato a propagarsi fosse del tipo anti-intrusione. Le fiamme spente dai vigili del fuoco arrivati con 2 squadre hanno devastato il locale pubblico, arredi e attrezzature. Sul posto già nella notte per indagare e chiarire le cause dell'innesco sono arrivati anche gli equipaggi delle volanti della questura. Il quadro descritto appare contestualizzato in una situazione complessa. Sì, è una situazione abbastanza difficile, l'attività era chiusa già da un po' di tempo, ci sono segnalazioni di vario genere, quindi è tutto in divenire, diciamo. Principio d'incendio alla Diadora di Cairano San Marco, l'allarme in tarda mattinata, intervenuti i vigili del fuoco, il principio d'incendio è scoppiato sulla rampa esterna di carico-scarico della fabbrica di calzature sportive. 5 operai lievemente intossicati dal fumo hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Le fiamme hanno coinvolto del materiale depositato sulle rampe e da lì poi le fiamme si sono propagate anche all'interno dello stabilimento, rendendo necessario
necessaria l'evacuazione. Dopo aver spento il rogo, i vigili del fuoco hanno utilizzato dei motoventilatori per liberare i locali dal fumo. Dopo circa 4 ore gli operai hanno potuto fare rientro in azienda. Le cause dell'incendio sono attualmente al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, mentre sono ancora in corso le ultime operazioni di bonifica. Ennesima aggressione ai danni di un autista della MOM. Un 23enne ha spruzzato dello spray urticante all'interno di un bus pieno di gente. Voleva salire sul bus della MOM della linea Mestre-Treviso senza avere il biglietto. Un giovane 23enne colombiano ha iniziato a discutere con l'autista del mezzo, che si è rifiutato di farlo entrare. Il ragazzo, per tutta risposta indispettito, ha spruzzato all'indirizzo dell'autista dello spray urticante, che poi ha coinvolto anche una quarantina di utenti che erano all'interno del mezzo. L'episodio si è verificato presso la fermata in piazza Duca d'Aosta, Mogliano Veneto. Dopo l'aggressione, il giovane si è dato alla fuga. Immediatamente sono stati allertati i carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze dei passeggeri e dell'autista. Quest'ultimo è stato anche soccorso dal personale del SUAM 118. Per fortuna l'intervento tempestivo della stazione dei carabinieri di Mogliano ha consentito di identificare subito il soggetto, che poi, una volta rintracciato nella sua abitazione, ha opposto resistenza e quindi è stato arrestato. I militari sono riusciti a risalire al ragazzo grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che hanno ripreso il gesto del 23enne. Durante la perquisizione è stata rinvenuta e sequestrata la bomboletta di spray urticante. L'arrestato deve rispondere dell'accusa di resistenza pubblica ufficiale, interruzione di pubblico servizio e porto illegale di strumenti atti ad offendere. Si tratta dell'ennesima aggressione ai danni di un autista di bus. Gli autisti giustamente fanno il loro lavoro, stanno facendo sicuramente un grosso lavoro per quanto riguarda anche il rispetto delle regole, e questo non viene però compreso dagli utenti, che in maniera anche arrogante tentano di evadere il pagamento del biglietto, rivalendosi poi appunto sull'autista. L'arresto è stato convalidato, il 23enne è stato rimesso in libertà in attesa del processo. Timore dei dazi americani sul mondo del vino. Oggi i produttori dei 3 consorzi di Prosecco si sono riuniti a Treviso. Oggi per ribadire che il Prosecco è un blocco unico, i 3 presidenti sono uniti insieme in un momento di difficoltà come questo. Dobbiamo essere uniti, l'unione fa la forza, siamo qui per dimostrare ancora una volta che il sistema Prosecco è unico. Se c'è un lato positivo sui dazi minacciati da Trump per l'agroalimentare italiano è quello di aver compattato il mondo Prosecco. Dazi che, come ha sottolineato sia il capo dello Stato Mattarella che il presidente del Veneto Zaia, faranno male a tutti, chi vende e chi compra. Così, dopo la lettera inviata al ministro dell'Agricoltura segnalando il blocco degli invii di bottiglie negli Stati Uniti, i 3 presidenti dei consorzi si sono ritrovati nella sede della DOC di Via Calmaggiore a Treviso con gli altri attori dell'universo Prosecco. L'unione di intenti che, soprattutto nei vini Italy degli scorsi anni, ha cercato di concretizzare un'unità tra produttori che ora proprio dai dazi potrebbe avere un'accelerazione. Intanto comunque si punta a fare chiarezza sulla situazione. Si sono agitati molto gli animi, in parte per motivi seri, e cioè che, non sapendo quanti dazi ci saranno negli Stati Uniti, i distributori sono in attesa di conoscerli prima di continuare con le importazioni. Quindi una fase di attesa che non significa automaticamente chiusura di un mercato che pesa in maniera differente tra i 3 consorzi, ma che deve comunque vedere un unico fronte di azione. Per la denominazione Conegliano Valdobbiadene, che ha lì 3,5 milioni di bottiglie e 17 milioni di fatturato circa, è comunque sensibile, anche se gli Stati Uniti sono il 5° paese per noi di export. Ma abbiamo sottolineato l'importanza economica che i dazi potrebbero avere come riflesso negativo nel nostro territorio. Sostegno dunque sia alla DOC, maggiormente esposta sul mercato USA, che alla DOCG Asolo. È vero che siamo preoccupati, non potremmo non esserlo. Se quello che è stato annunciato si traducesse in fatti, qualche problema sicuramente l'avremo tutti quanti. Aspettiamo il 2 di aprile, vediamo se gli annunci di Trump saranno così. Ciò detto, non è che stiamo qui con le mani in mano, il consorzio già si è mosso da tempo, non è che abbiamo un unico paese esportatore, per fortuna stiamo guardando all'Estremo Oriente, in Giappone, insieme con gli altri consorzi stiamo pensando ad essere presenti all'Expo ad Osaka. Insomma, oltre al compattarsi, i dazi di Trump stanno stimolando questo settore trainante dell'economia di Marca del Veneto all'apertura di nuovi mercati per evitare in futuro di subire di nuovo lo scacco al re Prosecco.
Semibasso darà il nome ad una scuola di Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso. Lo spirito del giovane biologo di Tezze sul Brenta, morto lo scorso 5 ottobre, impegnato nella ricerca per la cura della progeria da cui era affetto, continuerà a vivere tra tanti studenti e studentesse. L'Istituto Comprensivo Molisano è il primo a portare il nome dello scienziato. La cerimonia di intitolazione si svolgerà lunedì prossimo alle 11 alla presenza dei genitori di Sammy. E torna domani sera uno degli eventi storici della città di Treviso. Dalle 20:15 noi di Antenna 3 saremo in diretta da Ponte Dante per il processo ed il rogo della Vecia, da sempre fissato il giovedì di mezza Quaresima. Seguiremo, come negli altri anni, il preludio con i balli della tradizione con il gruppo folcloristico trevigiano e poi il corteo ed infine il dibattimento con accusa e difesa della contessa Marietta, della quale verranno illustrate tutte le magagne. Infine l'immancabile spettacolare rogo sul Sile con le fiaccole portate dai sommozzatori. Appuntamento quindi domani sera alle 21:15 alle 20:15 su Antenna 3. Ed un altro appuntamento sulla nostra emittente è quello con l'Amerigo Vespucci, che domani sera arriverà a Venezia. Venerdì mattina un'edizione straordinaria del nostro telegiornale a partire dalle 9 per visitare tutti i segreti della nave e vedere appunto insieme a voi quelli che sono gli eventi organizzati per l'occasione. Una lunga diretta su Antenna 3 con un'edizione straordinaria per seguire la grande festa con la quale Venezia si prepara ad accogliere l'Amerigo Vespucci, il veliero fiore all'occhiello della Marina Militare. Venerdì 28 dalle 9 del mattino le nostre telecamere seguiranno in diretta gli eventi organizzati in occasione del grande abbraccio della città al Vespucci, ormeggiato in riva San Biasio dalla sera di giovedì fino al mattino di lunedì 31 marzo. Organizzate visite guidate sulla nave con una scaletta di 10.000 persone al giorno e tutti i posti sono già esauriti, a dimostrazione di quanto atteso sia questo evento dai veneziani e da tutti coloro che amano il mare. Apertura straordinaria anche per l'Arsenale, dove verranno organizzati degli incontri che racconteranno l'avventura del Vespucci. Il tour mediterraneo che la nave sta facendo dopo aver svolto un tour mondiale di quasi 2 anni ha proprio questa finalità: raccontare agli italiani come la sua ambasciatrice, l'ambasciatrice della nazione, ha portato all'estero e promosso l'eccellenza e il Made in Italy, e quindi vuole condividere ora con noi cittadini italiani che non eravamo lì i risultati di questo viaggio. Una storia, quella del Vespucci, intrecciata al legame di Venezia con il mare. Saluto una nave che ha attraversato il mondo in 2 anni e Venezia ha l'orgoglio e l'onore di ringraziare tutta la Marina Militare, i ragazzi che sono stati imbarcati 2 anni, ma soprattutto anche ricordare che è un simbolo di un'Italia che vuole raccontare se stessa nei mercati del mondo, e lo dovrà fare rapidamente, per cui questo omaggio che ha la nostra storia nautica, il ruolo di Venezia col mare, tutto il popolo che comunque va in barca, va in mare, sa quanto difficile, quanto forma di rispetto sia e quanto penso l'equipaggio apprezzerà. L'appuntamento con l'omaggio all'Amerigo Vespucci su Antenna 3 venerdì 28 marzo dalle 9. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, l'appuntamento con il nostro meteo. Arrivederci.